di essere noi più. Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì e del lunedì, gruppo TV7, il tema della serata l'avete capito, il dramma delle persone che ci stanno telefonando e mandando messaggi l'avete capito, il dramma di chi lavora nel turismo in questo reparto l'avete capito, siamo tutti arrabbiati, mi arrabbio anch'io, non lo so perché, di solito mi arrabbiamo solo con il calcio, invece va a finire che mi arrabbio anche con sta roba qui. Vabbè, allora andiamo con ordine. Elisabetta per prima, andiamo in redazione, se ha novità Elisabetta dal web. Elisabetta. Allora ti dico che il Ministero della Salute e della Protezione Civile ha istituito un nuovo numero verde 800 833 833 di supporto psicologico per rispondere alle domande di ansia, confusione, stress, solitudine, nervosismo e paura. 2000 professionisti specializzati risponderanno a chi chiama questo numero dalle ore 8 alle 24 tutti i giorni. Bene, hai dato anche una notizia importante per chi ne ha bisogno e ovviamente un supporto psicologico sicuramente in questo momento potrebbe essere di aiuto per molte persone, quindi sicuramente se qualcuno ha bisogno credo che sia il momento giusto per farlo, anche perché poi qui nei momenti difficili ognuno ragiona alla propria maniera, quindi non vorrei mai. Mi fermo qui perché c'è una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì. Pronto? Pronto, buonasera, Manuel da Abano Terme. Prego Manuel, alzi la voce. Allora, Manuel, prenda coraggio. Sì, buonasera. Prego. Io facevo il cameriere ad Abano Terme e tutti sanno che Abano Terme è una località un po' particolare come turismo, visto che è una zona termale. Se non vengono aperte le piscine, i reparti cure e le zone di beauty farm, il turismo ad Abano praticamente è morto. Certo. E un'altra cosa che aveva detto anche il Presidente ieri sera, dei 600 famosi euro bonus che verranno a 800, ma prima di dare 800 il mese prossimo non possono regolare i 600 che mancano. E tutte le richieste che lei fa sono corrette, però è una decisione che ovviamente arriva dal governo e quindi mi auguro che le testimonianze che si fanno in questa trasmissione, perché ci vedono anche a Roma tra l'altro, quindi sul canale di Roma, quindi vengano accolte, qualche politico importante ci ascolti e prenda in considerazione anche quello che chiede la gente che è molto arrabbiata, giustamente. Grazie alla telefonata. Allora, nel parlare del turismo, adesso vado da Boaretto, da Marino e anche da Cannella, siamo andati a Sottomarina. Sottomarina, sapete, è una spiaggia bella come tutto il litorale veneto, però lì c'è un sole particolare che abbronza tutte le donne, impazziscono per il sole di Sottomarina perché ha lo iodio, non chiedetemi tecnicamente, so che mi hanno raccontato per la sabbia, mi hanno raccontato questa storia, io ci credo, però io non sono un profondo, le donne sono profonde, è la verità, e quindi la micca della sabbia di Sottomarina. Allora le donne sono molto, soprattutto le donne sono molto arrabbiate, io la prendo scherzosamente, ma in effetti sono molto arrabbiate, oltre che gli operatori del settore, che quelli non ne parliamo, sono molto arrabbiate perché non sanno, come diceva Ganel, andremo a prendere il sole a Jesolo, a Lignano, a Caorle, al litorale veneto che è straordinario in tutte le parti. Allora andiamo a vedere il servizio che Maurizio Colombo ha fatto giovedì la settimana scorsa e vediamo cosa succede nella nostra bella spiaggia di Sottomarina. Vediamo. L'estate, il sole, il mare, una combinazione di elementi che fa parte del nostro vivere sociale, ma che mai come quest'anno rischia di trasformarsi in un ricordo amaro. Il coronavirus è arrivato dappertutto, dalle nostre città fino alle dune sabbiose dei litorali. Anche le spiagge del Veneto vivono nell'incertezza di cosa potrà accadere nei prossimi mesi, ma fin d'ora, nei poli del turismo marittimo come Sottomarina, si comincia a pianificare una possibile riapertura. La stagione balneare è alle porte e gli operatori si adattano, cominciano a pensare cosa succederà nei prossimi mesi e come mettere al primo posto igiene e sanità nei loro stabilimenti. Non aspettano insomma di arrivare a giugno, bisogna cominciare fin d'ora a preparare i lettini e le cabine all'afflusso di turisti. Negli stabilimenti di Sottomarina, il litorale sabbioso di Chioggia, gli operatori si stanno riorganizzando per un'estate diversa dalle altre. Se nelle prossime settimane il governo dovesse dare il via libera alla frequentazione del mare, questi imprenditori dell'estate vogliono essere pronti a ripartire o comunque essere a buon punto con i preparativi. I nostri operatori, che voglio dire, sono dei lavoratori indefessi, questo si sa da sempre, stanno comunque sistemando le loro attrezzature, le loro spiagge, limitatamente alle manutenzioni. E ci credono molto nel loro lavoro, credono molto in queste aziende e si stanno comunque attrezzando anche ad aumentare il profilo igienico-sanitario
che già di per sé è molto sensibile in Sottomarina, Isola Verde e anche a Rosolina, verrà implementato ulteriormente. Normalmente uno stabilimento balneare si sviluppa in 3 fasce di sabbia: la battigia, una corsia di libero transito tra i 5 e i 10 metri a ridosso del mare, un'area B dedicata agli ombrelloni, una zona più arretrata con i servizi. Già da tempo diversi stabilimenti di Sottomarina rispettano un naturale distanziamento tra gli ombrelloni. Ogni unità dispone di 16 metri quadri in cui collocare sedie a sdraio e lettini. Più indietro la zona delle cabine. Qui ogni unità dista circa 2 metri dalla sua vicina ed è perciò a distanza di sicurezza. In ogni caso alcune cabine sono state tolte per creare ulteriori spazi. Gli operatori pensano poi ad una divisione dei percorsi di accesso. Chi dispone di un lastricato largo 2 metri, ad esempio, creerà una corsia di ingresso ed una di uscita, ma verranno allestiti anche i percorsi secondari e temporanei in legno per raggiungere le cabine. Quanto ai chioschi sulla spiaggia, non verrà operato servizio al banco, ma solo servizio ai tavoli, opportunamente ridotti e distanziati. Negli stabilimenti, così come nei campeggi, verrà posta una segnaletica particolare per chiedere il rispetto della distanza di sicurezza. Particolare attenzione verrà posta al frangente sanitario. Bagni e docce saranno costantemente sanificati. Nei campeggi l'accesso alle aree comuni sarà contingentato, così da non creare affollamenti. Saranno poi tenuti corsi di aggiornamento per bagnini e operatori per gestire un problema sanitario non correndo rischi di infezione da virus. Indubbiamente un aumento di spese per gli operatori di Sottomarina che, unito al minore afflusso turistico, rischia di trasformarsi in una trappola difficile da disinnescare. Questo però, nelle intenzioni dei gestori, non dovrà incidere sul prezzo dei servizi. Non se ne parla proprio. Tutti gli operatori da subito hanno detto: aumentiamo i servizi, aumentiamo le offerte, ma scordiamoci di scaricare questo sui prezzi, assolutamente. Sottomarina è un polo del turismo internazionale. Ogni anno stabilimenti, hotel e campeggi accolgono 1,5 milioni di villeggianti stranieri. Quest'estate sarà indubbiamente diversa, più difficile, orientata quasi certamente sul turismo interno e con incassi che si prevedono magri. Al momento attuale il governo non si è ancora espresso circa la riapertura di impianti balneari e località estive, ma la speranza è che in tempi brevi un nuovo testo faccia chiarezza sulla gestione di questo importante settore turistico. La stessa speranza che condividono gli amministratori locali, in prima linea nella promozione di una stagione estiva diversa da tutte le altre. Io sono fiducioso, sono speranzoso, mi auguro che la stagione possa iniziare, sono convinto e sicuro che gli operatori economici balneari sapranno essere pronti nel momento della ripartenza. Sono convinto che anche l'amministrazione lo sarà pronta a eccepire immediatamente le nuove disposizioni, e quindi sarà un po' una accelerazione nella quale tutti noi siamo pronti e preparati a farla. Rieccoci, questo è quanto abbiamo raccolto la settimana scorsa in quel di Sottomarina, poi sentiremo che il sindaco di Jesolo e quindi anche altri. Abbiamo collegato Marco Michielli, che è presidente della Confturismo del Veneto, e prima di dare la parola a lui, Canè, mi sembra che il problema sia quello che hanno detto, sì, diteci la data, insomma, perché altrimenti qui non ne vediamo. Buonasera Michielli, buonasera, grazie anche a lei della disponibilità e del tempo che l'abbiamo fatto attendere. Allora, cosa succederà se non ci sono date alle richieste di tutti gli operatori del settore? Beh, mentre ingannavo il tempo ho seguito quello che è stato detto in precedenza. Credo che l'assessore Canera abbia centrato esattamente qual è la tematica a oggi più urgente. Chiaro che sono urgenti misure del governo a sostegno di questo settore economico che è fondamentale per l'economia del Paese, ma in questo momento più urgente ancora è dare certezze agli imprenditori. Io personalmente sono 2 mesi che sono qui chiuso in casa, non so se aprirò, quando potrò, soprattutto quando potrò aprire, perché c'è una decisione che è squisitamente del gestore e che è aprire o non aprire. Ma la precondizione per poter prendere questa decisione è, benedetti signori, si potrà aprire dal. Qui le immagini, tutto il mondo che ruota attorno al turismo è un mondo che durante l'estate fa il 60-65% del fatturato, questo trasversalmente parlando, quindi dagli stagionali puri e semplici, quali sono le spiagge, qual è la Rigarda, qual è la montagna, che ne ha 2 di stagioni per carità, ma passando per Venezia, passando per Verona, Vicenza e Padova, comunque il 65% del fatturato viene fatto d'estate. Perdere l'estate significa perdere già
il 65% del fatturato così. I posti di lavoro. I posti di lavoro nel Veneto sono corrette le cifre che avete dato, però sono le cifre di un bimestre. Se andiamo avanti in progressione così, i posti di lavoro persi saranno infinitamente di più, perché per i conti che solo gli stagionali diretti del sistema turismo nel Veneto sono 110.000. Più mettiamo un malcontati altri 20.000 dell'indotto, che è ovvio, perché se io lavorerò al 20%, il mio macellaio non avrà più bisogno di 3 persone per consegnarmi la merce, avrà bisogno di una sola e conseguentemente 2 rimarranno a casa anche in quel settore lì. Questa è una massa di gente che già ha una vita grama perché lavora appunto stagionalmente, d'inverno campa con la disoccupazione che inopinatamente, mi lasci dire, 7-8 anni fa è stata tagliata e dimezzata, da qui sono scappati tantissimi nostri giovani all'estero. E noi ci siamo trovati in grossissima difficoltà a reperire personale per la stagione. Ancora queste persone che normalmente vivono una condizione di economia molto tirata, perché lei può ben immaginare, guadagnano per 4-6 mesi nella migliore delle ipotesi e per gli altri prendono mezza disoccupazione, questi che dovevano essere già assunti mediamente in questo periodo, sicuramente erano già assunti, sono senza posto di lavoro, senza provvidenze, senza nessuno che ci stia pensando, perché a Roma ci siamo dovuti sbattere noi per cercare di far capire questo. Micheli, mi scusi se la interrompo, e delle volte che mi dispiace, lo dico che gli ospiti interrompervi, è perché nella vostra analisi, ovviamente che è corretta, ovviamente uno potrebbe dire, lamentarsi mille cose. Io faccio una domanda a tutti voi, iniziando da Michele, ma anche gli ospiti che avrò dopo e soprattutto all'assessore Canera. Dico, i problemi ci sono. I soldi non ci sono, le persone perderanno il posto di lavoro. Questo benedetto governo a cui tutti li vogliamo bene, faccio un po' l'ironico, non ha preso la decisione per quanto riguarda il turismo. Tutte le cose che lei ha detto, Micheli, sono corrette. Cosa farete, cosa faranno gli operatori del settore perché questa cosa venga detta in modo chiaro? Si riprende il 1° di giugno. Assessore Canera, mi scusi se mi agito perché mi fa agitare sta roba qui. Micheli, andate a Roma. Cioè fate qualcosa, qui diventa un problema di 50.000 persone, se dico io sono 35.000, mi animo io e lo stesso problema ce l'ha Montegrotto, ma dovete fare qualcosa perché se stiamo qui a raccontare tutte le disgrazie che sono nate, ne avete da raccontare per 5 trasmissioni, no, stasera diciamo cosa farete, cosa si farà, arrabbiati andate lì in maniera corretta, mica andare lì a fare la guerra, ma qualcosa bisogna pur fare Micheli, perché altrimenti qui parliamo tutti di tutti i disagi, poi ognuno guarda il proprio orticello. No, qui bisogna essere uniti dall'assessore regionale, che mi sembra abbia le idee molto chiare, che poi deve spiegarci anche perché in Croazia vanno tutti i tedeschi, i svizzeri vanno tutti in Croazia, e qui non si prendono decisioni. Questo voglio sapere da voi, perché se facciamo le lamentele avete tutti ragione, tutti. Qui bisogna prendere delle decisioni, lo dico lentamente, mi scusi, delle decisioni, perché se stiamo qui a piangerci addosso non ne veniamo più fuori. Bisogna fare qualcosa assieme all'assessore, assieme alla regione, assieme a tutto il litorale veneto. Bisogna fare qualcosa, non lamentare. Abbiamo già capito, avete ragione sui lamenti. Cosa facciamo? No, guardi, abbia pazienza, ma lei ed io non ci conosciamo. E l'ultima persona alla quale può rivolgere questo tipo di sollecitazioni è il sottoscritto, che si sta sbattendo da 2 mesi, sabati, domeniche, notti comprese, insieme unitamente anche con l'assessore e con Emanuele, che approfitto per salutare, che è lì. A Roma hanno, questo è chiaro, deve essere chiaro, la perfetta rappresentazione, perché ne abbiamo parlato con tutti, a partire dal ministro, passare per i sottosegretari, i capigruppo della Camera e del Senato, i singoli parlamentari, sanno perfettamente, i dirigenti dei ministeri, sanno perfettamente com'è la situazione. Vabbè, è un suicidio allora, Micheli. È Boaretto, un suicidio. Prego. Se tutti avete parlato la trasmissione ha proprio il tema, il titolo giusto, dramaturismo. Che cosa facciamo noi? Noi utilizziamo il buon senso, ma dall'altra parte, purtroppo, dall'altra parte della scrivania troviamo gente che è insensibile e che non riesce a capire che effettivamente dall'appello di Mario Draghi all'appello di tutte le federazioni e le associazioni, dall'appello dei 20 assessori al turismo delle regioni, va bene, siamo inascoltati. Non hanno compreso che il turismo da solo è oggi un'economia che può salvare l'Italia. Io mi sto chiedendo, tante volte mi chiedo, se queste persone
hanno una competenza per comprendere ciò che stanno effettivamente facendo. Voglio ricordare brevemente, il 21 è nato il primo caso e poi c'è stato il primo morto. In marzo hanno fatto 2 DPCM e a ogni DPCM praticamente che cosa hanno fatto? Hanno dovuto fare delle conferenze stampa per spiegare ciò che avevano scritto, cosa che è successa anche ieri sera con la conferenza stampa di oggi. Non hanno ascoltato la lettera accorata, o meglio l'intervento accorato che ha fatto Mario Draghi, che ha detto chiaramente: salviamo le imprese per salvare i posti di lavoro, perché lui sa benissimo che l'Italia, nella situazione in cui si trova, che non ha denaro da distribuire, la cosa principale era quella di dire salviamo le imprese perché quando questa disgrazia sarà passata avremo l'elastico pronto e queste imprese potranno riprendere. E invece che cosa sta succedendo? E lo ha ricordato anche prima Bertin. Il tessuto socio-economico delle nostre società, dei nostri paesi, sta saltando. E sta saltando perché? Vi faccio un esempio molto semplice. C'è una grande confusione di esperti che stanno, diciamo così, discutendo quotidianamente in tutte le trasmissioni, 24 ore su tutte le televisioni, su come fare, cosa dire, cosa pensare, eccetera. Vi faccio un esempio. Oggi, 27 aprile, la Svizzera ha aperto centri estetici, parrucchieri e barbieri. Noi il 1° giugno. Ora, io vorrei capire dov'è la ratio delle decisioni che vengono prese da parte di tutti questi scienziati. Avranno i medici anche loro, no? Perché i medici questi scienziati svizzeri sono diversi da quelli italiani, tagliare i capelli in Svizzera è diverso dall'Italia e viceversa. Ora, io non voglio ora qui derimere la questione se è meglio uno o meglio l'altro, ma viva Dio, vogliamo creare un attimino un po' di base comune per tutti? Adesso noi abbiamo un grande problema ad Abano e Montegrotto. E lo sa benissimo il nostro assessore. Noi il 2 maggio termineremo le 9 settimane di FIS. Quindi i nostri dipendenti, che sono più di 3.500, più sono quasi 5.000 perché poi ci sono anche lì, abbiamo gli stagionali, noi dal 2 maggio non sappiamo ancora che cosa succederà. Questo significa mettere un tarlo nella comunità e quindi creare quella situazione di disperazione all'interno delle famiglie che magari potevano contare sul reddito per la loro economia familiare. Questo non va bene. Questo non va bene e tutti questi scienziati che stanno parlando non si rendono conto. E quindi cosa bisogna fare, Boret? Quindi, allora, come dicevo prima anche al nostro Marco Micheli... Mi scuso con Micheli, non volevo indubbiamente mettere il lavoro. Micheli, vediamo se riesco a vederlo inquadrato. Non metto assolutamente in dubbio il suo lavoro, ci mancherebbe altro, è perché mi arrabbio anch'io come fossi nel vostro stato d'animo, è per quello che dico fate qualcosa. Per questo motivo sono sicuro che lei sta facendo e sicuramente come tutti voi qualcosa, questo lo so, però mi viene da dire andiamo tutti a Roma, esageratamente, sì, sto incitando in maniera anche non bella il popolo, però sto dicendo questo. Marino Masiero, lei è molto vicino al Presidente del Consiglio perché lei ha degli incontri e quindi ovviamente il ramo suo delle imbarcazioni è un ramo molto importante. E cosa succederà nel ramo? Cosa dice il Presidente del Consiglio che lei tramite il suo segretario, tramite direttamente Conte parla spesso? Allora, intanto io vorrei specificare che il nostro segmento del turismo è un segmento delicato per la sua natura, cioè noi siamo stati vicini per necessità alla Presidenza del Consiglio, ma anche alla Presidenza della Regione e anche al Sindaco Brugnaro, che ci hanno risposto tutti in maniera, devo dire, encomiabile. Addirittura il Sindaco Brugnaro mi ha risposto, noi abbiamo scritto come Asonautica Venezia al mattino e lui la settimana scorsa ci ha risposto in diretta nella conferenza stampa del pomeriggio. Perché l'hanno fatto? Perché noi abbiamo dato così pressione? Perché in Italia noi abbiamo 500.000 barche in acqua, che non sono come le mucche dei contadini, dei nostri allevatori, che hanno bisogno di essere, come dire, accudite giornalmente, ma sono 500.000 di barche, quindi il nostro patrimonio praticamente Lei è anche vicepresidente nazionale. Quindi io sono anche vicepresidente di Asonautica Italiana, sì. Certo. E quindi ho curato gli interessi di tutto il paese dal punto di vista nautico. E quindi abbiamo 500.000 barche che sono il nostro patrimonio attraverso il quale il comparto spende i propri soldi. E ricordo a chi ci ascolta che il comparto non spende i soldi solo sulla barca, genera un indotto economico enorme. Noi siamo 187.400 addetti in Italia, diretti, fra produzione e gestione di servizi nautici. Quindi fate conto che insomma, sono
quasi 200.000 famiglie, e generiamo un indotto economico che è moltiplicato per 8 volte. Cioè non c'è nessun indotto economico così alto in tutto il mondo. Cioè un euro speso sulla barca ne genera 8 di movimento economico. Certo. Detto questo, siamo stati vicini al governo per necessità, perché avevamo bisogno di avere disposizioni che poi puntualmente sono state messe nei vari DPCM, perché nei codici Ateco le attività portuali turistiche, la riparazione, la manutenzione e il soccorso in mare fortunatamente sono stati presenti. Quindi l'impresa nautica, per sua necessità, come il contadino deve andare a mangiare la mucca, certo, noi abbiamo bisogno di controllare gli ormeggi, le barche galleggiano e purtroppo affondano o prendono fuoco. Questi sono i veri motivi per i quali noi abbiamo dovuto fare questa azione di pressing. Detto questo, io credo che una critica complessiva vada fatta in una situazione di emergenza, però va fatta anche all'interno del nostro comparto, nel senso che spesso e volentieri siamo individualisti. Io concordo con i ragionamenti che sono fatti oggi, assolutamente, questa sera, però siamo individualisti, spesso e volentieri siamo sfrangiati. Il fatto che manchi, come diceva l'assessore Canner, e ha ragione a dirlo, in quella, come dire, task force di 17 soggetti, l'imprenditoria, cioè ha una ragione, cioè arriva da qualche parte. Vuol dire che non siamo stati abbastanza in pressing sull'attività del governo? Forse, io me lo chiedo questo. E vuol dire che dall'altra parte non c'è stata ricettività? Io di questo sono certo, perché se non c'è, evidentemente da qualche parte il problema si è generato. Detto questo, il ragionamento, come è stato più volte detto, rispetto alla questione del turismo, ricordo che io stasera rappresento anche i campeggiatori di Federcamping, la Faita Veneta e il SIB, il Sindacato Italiano Balneari, per i quali domani noi insediamo un tavolo di lavoro in conferenza, in videoconferenza, proprio con la Presidente del Consiglio, che mi ha dato comunicazione oggi che domani mattina si instaura questo tavolo di dialogo, di colloquio, di confronto. Bene. E anche di scontro se necessario, perché io credo che sia opportuno mettere i puntini sulle i. Lei diceva cosa stiamo facendo. Io sono un operativo, porti pazienza, non faccio politica, non mi interessa, però le questioni che lei ha posto, che il Presidente Canner, che Boaretto questa sera ha messo sul tavolo, sono questioni fondamentali per la sopravvivenza del comparto turistico e di conseguenza dell'Italia. Cioè in Veneto noi abbiamo 20 milioni di arrivi, 20 milioni di arrivi, 70 milioni di presenze. I 70 milioni di presenze si dividono al 50% fra alberghi e campeggi, pensi un po', quando negli alberghi abbiamo 13 milioni di arrivi e 7 milioni invece ne abbiamo sui campeggi. Abbiamo 1 milione di persone in Veneto che vivono di turismo fra diretto e indotto. Io credo che sia assolutamente indispensabile oggi fissare una data di ripartenza, indicare una data di ripartenza all'impresa, dare un'indicazione entro la quale l'imprenditore possa prevedere di organizzarsi per avere le mascherine, per parlare di cose concrete. Marino, l'avete detto tutti, ma perché non è stata presa una decisione per quanto riguarda il turismo? Canner ha detto perché in preparazione, io non lo so il perché, lo chiedo a voi che siete operatori del settore. È un problema storico, posso dire io questa roba, sempre storicamente in questo paese ci siamo riempiti tutti la bocca del turismo, l'oro nero, tutto quello che vuoi, il petrolio dell'Italia, sta roba qua, alla fine c'è sempre stata poca attenzione e devo dire la verità, non solo, guarda, faccio un mea culpa perché io parlo dalla nascita della Repubblica, non sto dicendo da adesso. Anche a livello locale, regionale, comunale, non c'è secondo me mai stata, e guarda, se c'è una cosa positiva di questa crisi è che finalmente metterà di fronte a tutti, evidente, l'importanza del turismo a livello italiano, veneto, locale, perché tutti si sono riempiti la bocca di sta parola qua e non hanno capito l'indotto che il turismo dà, che non è la semplice ricettività, perché attorno al turismo c'è enogastronomia, c'è cultura, c'è storia, c'è di tutto, c'è commercio, c'è artigianato, c'è nautica, c'è spettacolo. Spettacoli viaggianti. Io ho gente che mi scrive, ci rendiamo conto che noi abbiamo il distretto della giostra
a Rovigo, faccio un esempio. Anche questa può sembrare una cosa che uno non ci pensa mai finché non la vede. È tutto bloccato. Eventi culturali, sportivi, musicali, è tutto attorno al turismo. E forse è perché abbracciando tutto, no, nella mente della gente forse si disperde come. Certo. In realtà è il fulcro. Se c'è una roba dove dobbiamo investire è questa, perché io dico, guardate, non me ne abbiano gli amici, diciamo, imprenditori, guarda, qua c'è Michielli, me lo ricorda sempre sta roba qua, gli amici industriali, però giustamente mi diceva anche lui l'altro giorno, sta ferma un'impresa, sta ferma un mese, ha danni sicuramente, però mette in cassa integrazione, fa mangiare le ferie, mette in magazzino la roba, il mese dopo ritornano a lavorare, magari lavorano ad agosto, recuperano le ferie, rivendono le merci. Il turismo, quando è perso, è perso. Le agenzie di viaggi, io ho la gente che mi chiama, le agenzie di viaggi perdono 2 anni, non 1. Perché devono lavorare per recuperare i voucher, no? Perché nel frattempo quelli che hanno prenotato, no? Devono dargli la possibilità di... Quindi lavorano senza niente, questi perdono 2 anni senza stipendio. Questo è il mondo del turismo, non c'è la percezione. Siamo d'accordo. Micheli, prima di congedarlo, che futuro vede? Negativo del tutto o spera che da qui a domani, dopodomani si riaprano un attimino le attenzioni da parte del governo nei confronti del turismo? Cosa si aspetta? Perché mi sembra di aver capito che ovviamente ci sono delle richieste urgenti, delle date urgenti. Cosa si aspetta? Perché da qui in avanti, faccio un ragionamento banale, si aspetta che le signore vengano in spiaggia a prendere il sole oppure possiamo dire non lo sappiamo e non possiamo darvi una risposta? Le signore verranno in spiaggia a prendere il sole quando qualcuno smetterà di fare terrorismo e dirà potete andare serenamente e tranquillamente. L'ottimismo e il pessimismo non sono categorie dello spirito che mi appartengono, io cerco di essere realista e ancorato ai fatti. I fatti però sono questi. Nel corso dell'ultima settimana, credo che l'assessore concorderà con me, anche Emanuele Barretto che è lì, abbiamo avuto dei segnali da Roma, cosa che fino a 10 giorni fa c'era silenzio più totale e assoluto. Ora, che venga citato, anche che venga solo citato il problema del turismo da parte del Presidente del Consiglio, pur senza particolari riconoscimenti, particolari cose, che il Ministro improvvisamente sia ritornato a fare il Ministro del Turismo nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, è un qualcosa che ci significa che il gran lavoro fatto da tutte le nostre rappresentanze di categoria, ringrazio l'assessore perché lui è stata tanta parte nella conferenza Stato-Regioni del coagulare gli assessori di tutte le regioni del Veneto a chiedere le stesse cose che chiedevamo noi. 10 giorni fa si è sentito rispondere che lo stato di crisi non si dà lo stato di crisi al turismo perché allora altrimenti lo chiedono tutti. Questa è stata la risposta che il Ministro ha dato agli assessori che si sono incavolati di ben conto. Sì. E un po' più incavolati siamo stati noi perché evidentemente non c'è la percezione di quello che ha appena detto Caner, cioè il turismo starà fermo un anno. Noi incominciamo a pensare che la stagione del 2020 è una stagione persa, verrà recuperata perché la mia gente è quella gente che ha intervistato prima, la gente del servizio di prima, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di fare, che ha voglia di ripartire, per cui sicuramente quest'estate quello che sarà possibile fare verrà fatto, ma siamo volti al 2021 perché io mi sono dato personalmente un mio obiettivo che è quello che nel 2021 siano aperti tutti gli alberghi, pubblici esercizi, campeggi, tutto quello che ruota attorno al mondo del turismo con gli stessi imprenditori che c'erano nel 2019. Ecco, però Micheli, a conclusione del suo ragionamento che mi sembra molto chiaro, in virtù, lei dice praticamente ormai quest'anno è quasi perso, cercheremo di salvare il salvabile, però cerchiamo di programmare per il 2021. La domanda che le faccio dopo questa sua affermazione, le aziende balneari o meno, i proprietari di alberghi, riusciranno economicamente a sopravvivere per un anno senza lavorare? La risposta è nei fatti, nessuna azienda è in grado di sopravvivere un anno senza lavorare, è esatto quello che ha detto l'assessore prima, cioè un mese, 2 mesi sono nelle corde, 2 mesi sono nelle corde delle aziende più strutturate, un mese sono nelle corde delle aziende più piccole, dopodiché c'è la fame. Le aziende come le nostre non possono permettersi di stare chiuse un mese, 2 mesi, lei si immagina un anno intero. E molto probabilmente buona parte degli alberghi del Veneto
non riaprirà che a ottobre, a patto che non torni il virus ovviamente. Buona parte degli alberghi stagionali del Veneto non aprirà quest'estate, però chi lo farà sarà saggio, perché non si esporrà a perdere ulteriori soldi e sarà pronto a ripartire nel 2021. La mia preoccupazione va in questo momento a quelli che magari non stanno facendo perfettamente i conti per l'ansia, per la voglia, per la gioia di lavorare, apriranno e ci rimetteranno ancora, per cui nel 2021 non saranno pronti. Io confido negli aiuti di Stato, ci credo però poco. La mia è una fiducia condizionata, molto condizionata. Perfetto, grazie Marco Micheli, è stato molto gentile, grazie. Va bene, andiamo in pubblicità.